Sono in compagnia di Cesare Bellò della OP Veneto Ortofrutta e anche del presidente OPO Veneto Daminato Adriano. Ora siamo qui per un evento molto importante che tratta della strategia nazionale ortofrutta 2018-2022. Ma con il presidente OPO Veneto vogliamo parlare di come questa strategia ha toccato il Veneto e di come hanno risposto le aziende agricole e risponderanno le aziende agricole del Veneto. La strategia nazionale e quindi del Veneto è importante, quindi ha colpito in maniera abbastanza, segna in maniera abbastanza importante le nostre aziende, perché le nostre aziende sono già aziende preparate, quindi che lavorano nel loro territorio, tutelandolo, mantenendo l'ambiente sano, lavorando con la biodiversità, quindi rispettando questo ambiente. I nostri prodotti, oltre ad avere l'IGP, si stanno orientando verso un prodotto sano e rispettando l'ambiente. Quindi la strategia alla fine nazionale e regionale sta delineando questa linea di guida. Quindi rispetto paesaggistico, rispetto ambientale e tutela anche del consumatore, poi innovazione, tradizione e metodo economico. Chiaramente questa cosa poi andrà a ricadere nel consumatore, che l'interesse per il consumatore e quindi il nostro interesse del produttore, produrre bene, dare dei prodotti sani di alta qualità e quindi rispettando il nostro ambiente, ricadrà anche sul produttore che si troverà nelle tavole, anzi andrà a acquistare questi prodotti di alta gamma ma che rispettano il binomio territorio e qualità. Ci spostiamo invece con Cesare Bellò sul piano più nazionale del sistema in generale che viene introdotto da questa nuova strategia. Qual è il sistema? Come si cambia punto di vista? Dove si vuole arrivare? È un punto di passaggio epocale per l'ortofrutta nazionale, strategia nazionale però che discende da un regolamento comunitario che è l'OCM ortofrutta, cioè noi rispondiamo alle attese del consumatore europeo con questa nuova strategia, o pensiamo di rispondere, ma noi siamo convinti che rispondiamo in maniera precisa alle attese del consumatore europeo. Parliamo di un settore strategico per lo sviluppo economico dei nostri territori a partire dall'Italia, ma non solo, ma l'Italia è la nazione tra le più importanti a livello europeo per l'ortofrutta. Un prodotto che dal punto di vista salutistico e nutrizionale è oggi nell'immaginario collettivo di tutti i consumatori. Siamo certi di avere futuro, ma abbiamo già anche un buon presente. Soprattutto in Veneto abbiamo costruito un buon presente attraverso il ragionamento dei prodotti territorio che faceva prima il Presidente. Su questo binomio prodotto-territorio la strategia nazionale delinea delle azioni virtuose su cui bisogna investire continuamente negli anni per arrivare veramente al consumatore con un prodotto di qualità che deriva da un ambiente di qualità. Il consumatore non è più soddisfatto solo e soltanto dalla qualità intrinseca del prodotto, ma vuole anche la qualità dimostrata dell'ambiente che quel prodotto l'ha reso possibile. Ma in questo convegno nazionale c'è stato anche un video dove spesso e volentieri si è parlato di Veneto, in particolare di una OP che rappresenta anche il mondo del radicchio. Ecco, il radicchio è importante per la Regione Veneto. La Regione Veneto in sé è il mondo del radicchio alla fine, quindi noi come OP lo rappresentiamo in maniera importante anche in livello primario come il nostro prodotto principale, quindi il mondo del radicchio, l'IGP soprattutto dal Tardivo di Treviso, dal variegato di Castelfranco, poi c'è anche il Chioggia e quindi qui ci sono i prodotti fondamentali e li rappresentiamo in maniera ben volentieri, cioè volentieri nel senso che sono i prodotti che rappresentano una unicità, bontà e salutari. Ma perché oggi si è parlato proprio del radicchio? Si è parlato e si è fatto vedere il radicchio e questo ha fatto molto piacere perché in Veneto ci sono da 8 a 10.000 ettari a seconda delle annate di produzione di radicchi in generale e perché il radicchio di Treviso in particolare ha saputo negli ultimi 20 anni passare da 200 ettari a 2.000 ettari in produzione, il che sta a significare una produzione che ha avuto un successo straordinario e che soprattutto ha dato reddito alle imprese agricole del territorio. Ecco, grazie. Dopo aver parlato di strategia, innovazione, metodo economico, consumatore e di molte altre importanti novità di questa nuova strategia, lasciamo i nostri cari seguaci a casa con un aggettivo su com'è l'ortofrutta, un solo aggettivo. Allora, lo ripeto, posso dire in tre parole, quindi unico, buono e salutare. Per i produttori è fiducia nel futuro. L'ortofrutta ha futuro dal punto di vista
dei produttori, perché ha futuro dal punto di vista dei consumatori. Per i consumatori è fiducia nella vita, perché ortofrutta è vita. Da Firenze è tutto, grazie.